Bene raga, ciao a tutti del commentone veneziano. Scusate ragazzi, ritorno di Europa League dei quarti di finale Palermo Atletico Madrid. Dopo l'andata purtroppo non favorevole, se dobbiamo assolutamente vincere non sarà semplice, ma dopo l'impresa con l'Eindhoven tutto è possibile. Vai ragazzi. Dopo l'1-1 di Madrid. Mi ricordavo 1-0, Fiore, adesso veramente un coglionazzo, era un po' che non gioco a PES. Oddio, piccoli vaneggi, come dieni. I più curiosi, vai Dybala. Erdiba, mamma mia. Con lo 0-0 passiamo noi, con lo 0-0 passiamo noi. Non dobbiamo puntare alla vittoria, bravissimo. Attenzione il Gioacco, Gioacco, no, Gioacchino no. Scusate Fiore, ma è un caldo asfissiante, se sbuffo ogni tanto, è veramente caldissimo. Perotti, bravissimo, il pero per Fuchs, vede Dybala che sponda, forse non è fuori gioco, fuori, incredibile, non era offside, pazzesco. Benissimo Fiore, andiamo a portare questa semifinale storica, incredibile, bravissimo. Dai, tenimo duro Fiore, tenimo duro, ormai ci siamo. Mamma mia, sta facendo una cosa incredibile in Europa League, qualcosa che va al di là di tutto. Occhio. Roba nostra. Occhio Fioi. No, adesso Antoine, il piccolo Antoine, bravissimo, mamma mia. Certo che Rugani è qualcosa di fenomenale. Dai, uno 0-0 beffardo, dai lo 0-0 più bello del mondo, ti prego. Il Ruga ancora, ragazzi, Rugani come Scirea, ragazzi, Rugani come il Scire. Ai ai ai. Mamma mia, grazie. Questo era gol, Fioi. Questo era gol, qualcuno mi vuole bene. Fuchs, distrutto, Fuchs la lancia su per Hurricane, bravissimo Kane, subito a fare il suo dovere. L'uragano del Hurricane. Dybala non riesce a prenderla, di testa Glick non la prende, ma c'è sempre il nostro Ruga Scirea. No, qua c'è un piccolo errore. Cosa ha fatto Glick? Che ha fatto il mini Glick? Grazie mini Glick. Flick Glick. Scusate, Fivaneggi puri. Questa se arrivo in semifinale è una roba non storica, di più buttala via Ruga. Sì! E si va in semifinale Beppe. E si va in semifinale con il cuore. Rugani veramente man of the match. Ragazzi, 33esima giornata, 33esimo turno. Chiamatelo un po' come volete, è Palermo-Torino. Un po' di cambi perché la squadra è stanchissima dopo l'impresa in Europa League. E ragazzi, le semifinali sono da una parte Rome vs AC Milan e dall'altra Palermo vs Manchester City. Ragazzi, col City sarà praticamente impossibile, cioè io ci proverò, ma la vedo molto dura. E Roma-Milan dall'altra parte, ragazzi, il Milan va in una semifinale di Coppa, incredibile. Attenzione, no, il Torino, gol del Torino. Gol del Torino, niente da fare, in campionato siamo discontinui al massimo e non c'è nulla da fare. Purtroppo questa è la realtà dei fatti. 1-0 Toro alla fine del primo tempo. Dobbiamo svegliarci. Vai Gioacco. Gioacco per Timo. Boom! Timo Werner. 1-1 subito. Grandissimo Timo. Timo non può mancare, Fioi. La nostra essenza di Timo. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Attenzione Maresca. Vasquez per Dybala. E la non ci credo, la potevo ribaltare in un minuto. Non ci credo, Dybala non è tranquillo. Manca la figa. Bruttissimo. Ma cosa vado a fare? Ennesima espulsione per il Ruga. Tanto segnava comunque. Però ma cazzo non è rigore però.
Gol incredibile. Incredibile punizione. Incredibile. Basta. La Champions League è andata. La Champions è andata. Cosa sto buttando via? Cosa sto buttando via? Non ho Ma no, non doveva darla a lui. Bravi, non è mai fallo, Maresca. C'è ancora un'opportunità, ma dorme la mia squadra, dorme. Purtroppo il Palermo oggi ha giocato malissimo. Dopo l'impresa di Europa League ci può anche stare, però perdere così una Champions è veramente brutto, Non c'è niente da fare. È stato bello trombare. Mamma mia, super Torino, ragazzi. Niente da fare. Brutta sconfitta per gli uomini di Veneziano. Una sconfitta che fa male. Perotti di cuore. Perotti con un super cuore mai finita. 2-1. Match decisivo per la UEFA Champions League. Siamo al 7° posto, crollati, un crollo puro, però siamo anche, cioè, nel senso, siamo anche a -2, quindi siamo sempre là. Bello, invece l'arbitro quando entra così, siamo a -2 proprio dalla Lazio che è quarta. Questo è il match dei match. Se non vinci questo, al 100% secondo me non sei in Champions. Allora, se lo perdi sei fuori al 100%, se lo pareggi sei fuori al 60%. Vai. Attenzione per Joacco. Vai Joacco. Regalami il sogno, Joac. Regalami il sogno, Joac. Attenzione. Liaic, Nutellina! Nutellina l'ha messa. Nutellina gol. 1-0 Palermo. Non era facile sto gol. Bravo Nutellino. Grande Nutellino. Io amo Nutellino. Djordjevic. Gol della Lazio, ma Dio. Pareggio della Lazio. Pareggio della Lazio. Pareggio della Lazio. Attenzione subito però Timo. Mamma mia, per poco c'era la timata. Per poco c'era la timata. Vai Timo, ancora Timo, spacca tutto Timo. Timo. Timo! Timo! Ed è subito 2-1. Signori, l'essenza di Timo. Timo Werner. Bravi ragazzi. Vai Darmi. Il Darmi. Il Darmi. Dai però, attenzione! Per poco. Occhio Fioi. Occhio raga. Brutto brutto. Mamma mia. Mamma che rischio. Il Darmi. E il Joacco. E il Joacco vede ancora Timo. Super Timo, scatenato il tedesco. Timo! Werner! 3-1 Palermo. Signori, un fenomeno al Barbera. Saluto fascista anche. Guarda, saluto fascista, una del team. Siamo venuti fin qua per vedere il Palermo dominare. Ragazzi, questa può essere veramente la vittoria, Però c'è il tipico relax come andiamo adesso. E il Diba. E il Diba, il Diba. Very good Timo, ragazzi, la partita dell'anno del Timo, proprio nel momento decisivo. Grazie Timo. Gracias Timo. Danke Timo. Attenzione il Dybala. Dai, sbloccati Diba. Mamma mia, il Diba. Per poco è rischiato l'uccisione col marchetto. Attenzione. Dai, Fioi, dai. Bravo, Joacco. Joacco. Ah, errore qua, purtroppo, 82esimo, dai, così finita.
Dai, questa è una vittoria pesante come il culo della Bindi, dai, o come della Merkel, anzi. Vai, Fiori, dai. Andiamo a casa, Beppe. Andiamo a casa con l'impresa. Qua però c'è un bel spunto di Perea, bel spunto di Perea, bello, molto bello, anche troppo super bello. Bravi. Cataldi, che caldo, Fiori. È un caldo devastante. Sono stufo, viva l'inverno, io non amo molto l'estate. Timo qua fa la cagata della vita, ma va bene, concediamolela, dai, concediamolela. Dai che andiamo a vincere. Vittoria fondamentale. Tipica vittoria comendiana quando serve. Perea, il Pere, ma no, sto qua mi sta massacrando, fioi. Onasi. Onasi, può far tutto l'Ona. Il Lionel Messi laziale, c'è il gol. Mamma mia, fuori di poco, che cool. Grande vittoria, Fiori, grandissima vittoria. Glick migliore in campo, non Timo Werner. Questo mi incuriosisce un pochino, però vabbè, accettiamo. Vediamo la classifica. Il Palermo è quinto, ragazzi, a -2 dall'AC Milan di Milano. Signori, la Champions è tutt'altro che conquistata. Raga, un saluto da Ukumendo e anche a Venesian. Ciao!